La riapertura delle scuole in Sicilia dopo la pausa delle festività di fine anno è fissata il prossimo 10 gennaio. Lo ha deciso d'intesa con il presidente della regione Musumeci, con il DASOE dell'assessorato alla salute, l'assessorato all'istruzione e alla formazione professionale della regione siciliana, in variazione a quanto previsto dal decreto assessoriale del 5 luglio 2021. Abbiamo preso questa decisione, spiega l'assessore Lagalla, in seguito all'odierna riunione della conferenza delle regioni, in esito alla quale è emersa l'esigenza di acquisire uno specifico parere del CTS nazionale che in relazione all'andamento della pandemia sia in condizioni di escludere una possibile ed eventuale ricaduta negativa sulla riapertura delle scuole. Alla luce dell'attuale quadro epidemiologico, aggiunge la Galla, durante la riunione è stata fatta presente anche l'esigenza di una revisione delle procedure di tracciamento dei contatti scolastici, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei controlli sanitari e di gestione delle quarantene. La Regione siciliana, nel condividere la posizione dei rappresentanti regionali in attesa del parere richiesto al CTS, ha perciò ritenuto di uniformare il proprio calendario didattico a quella delle altre regioni italiane. Il provvedimento riguarda in Sicilia anche le scuole di ordine e grado, i corsi di formazione professionale in obbligo scolastico e le fondazioni ITS.